Benvenuti sul canale Discover Messina Sicily, dove si parla di cultura, storia e tradizioni siciliane e messinesi. Quest'oggi sono qui per parlarvi della pignolata messinese, un dolce tipico del carnevale, anche se ad oggi è diffuso tutto l'anno. È un dolce diffuso in tutto il meridione, in quanto si tratta di una sorta di gnocchetti di palline di pasta fritta ricoperte generalmente di miele o caramello o zucchero. Per esempio, una delle varianti più conosciute è la cosiddetta pignoccata palermitana, dove appunto queste palline di pasta dolce fritta sono ricoperte di miele e di zuccherini colorati chiamati diavolicchi. Diversa invece è la versione messinese, che vuole queste palline di pasta fritta ricoperte invece di glassa al cioccolato e glassa al limone. Per quanto riguarda le origini della pignolata, ci sono diverse opinioni. Secondo alcuni, essa risale al periodo arabo, altri addirittura la fanno risalire al periodo romano. Una cosa è certa però: la versione messinese, quella ricoperta con la glassa, probabilmente si diffuse durante il periodo spagnolo sotto l'impero di Carlo V, in quanto i nobili amavano questo dolce appunto fatto di cose semplici come farina, uova, zucchero e miele, però lo ritenevano troppo plebeo, così che i maestri pasticceri dell'epoca decisero di nobilitare questo dolce popolare con della glassa al limone oppure della glassa al cioccolato con il cacao proveniente dalle Americhe. Ma andiamo a vedere come si prepara la pignolata messinese. Per quanto riguarda gli ingredienti, per ogni 100 g di farina, io qui ne ho messi 400, utilizzo per ogni 100 g, ripeto, un uovo, 2 cucchiai di zucchero e 2 cucchiai di strutto. In più circa 10 ml di marsala, quindi qui io sto facendo le dosi per circa 6 persone, saranno 400 g di farina, 4 uova, 100 g di zucchero, circa 100 g di strutto. Comunque poi man mano che la lavoriamo la pasta vediamo se ne dobbiamo aggiungere, e circa 40 ml di marsala. Oppure potete utilizzare anche un altro liquore secco come il rum oppure la grappa. Iniziamo prendendo una terrina abbastanza capiente e separiamo i tuorli dagli albumi. Una volta separati i rossi e i bianchi li mettiamo da parte e aggiungiamo ai rossi lo zucchero, io già l'ho aggiunto, e iniziamo a mescolare. Intanto utilizziamo una posata, poi ovviamente dovremo cominciare con le mani. Una volta che abbiamo mescolato molto velocemente i tuorli con lo zucchero, possiamo andare ad aggiungere il nostro liquore. Io ho scelto un marsala, come vi dicevo, ma in realtà si può utilizzare qualunque altro liquore. Continuiamo a mescolare per bene e successivamente a poco aggiungeremo la farina. Io utilizzo una farina senza glutine perché sono celiaca, però ovviamente andrebbe bene la farina 00 o una qualunque farina per dolci. Ora iniziamo ad aggiungerla lentamente. Ecco appunto, e continuiamo sempre a mescolare. L'impasto che vi deve venire è un impasto molto simile alla pasta frolla. Una volta che avete aggiunto tutta la farina, vedete che l'impasto, come dire, è un po' granuloso, andiamo ad aggiungere a poco la sugna e mescolare con le mani, perché come vi dicevo si deve sciogliere la sugna, il composto dovete ottenere un risultato abbastanza omogeneo, appunto abbastanza simile alla pasta frolla. E la sugna va aggiunta a poco, la sugna, lo strutto va aggiunto a poco perché così vi rendete conto se risulta eccessivamente morbido o ancora abbastanza farinoso. Ecco, una volta finito di impastare dovreste avere un impasto simile a questo, e adesso lo copriamo, lo mettiamo in frigo e lo facciamo riposare per circa un paio d'ore.
Una volta che il nostro impasto è riposato, lo prendiamo e poi lo potete o stendere su un piano col mattarello oppure a piccoli pezzi cercare di fare delle forme a grissino, ecco così. È che purtroppo con la farina senza glutine è molto difficile mantenere il collante. Comunque fate dei pezzi a grissino, ecco, in questa maniera. Dopodiché li potete tagliare più o meno della lunghezza di 2 dita, così, a tocchetti. Una volta fatto tutto l'impasto in questa maniera andremo a friggere. Io ora intanto vi faccio vedere, ecco, questa forma allungata così a grissino, dello spessore più o meno è 1 centimetro, più o meno. Lo tagliamo, anche lo possiamo spezzettare in pezzettini, ecco, così. Questi successivamente andranno a friggersi una volta che finiamo di fare tutto il nostro impasto. Dunque, diciamo, una volta terminato l'impasto fatto a gnocchetti, si può friggere o mettere in forno. Io ho preferito metterli in forno perché la farina senza glutine non assorbe bene lo strutto, quindi c'è il rischio che si sfaldino durante la frittura. In forno comunque vengono semplicemente più leggeri e più o meno come questi qui. E se invece con la farina senza glutine preferite friggerli, anziché lo strutto, io vi consiglio di utilizzare solo qualche cucchiaio di olio di semi. Passiamo adesso a fare la nostra glassa al cioccolato. Sono circa 100 g di burro, 150 g di zucchero a velo e 150 g di cioccolato amaro, di cacao amaro. E cominciamo con una fiamma piccola a mettere il burro, lo facciamo sciogliere un poco e successivamente aggiungiamo lo zucchero e il cacao. Una volta che si sono amalgamati gli ingredienti possiamo aggiungere anche un filino d'acqua fino a ricoprire il composto, continuando a mescolare. Quando si è ben amalgamato possiamo dire che la nostra glassa è pronta. Ecco, io vado ad aggiungere, comincio ad aggiungere un po' lo zucchero a velo. E lo mescolo con il nostro burro. Adesso aggiungiamo il cacao e continuiamo a mescolare. Una volta che la glassa al cioccolato è pronta, dobbiamo aspettare che si raffreddi un po', che si intiepidisca prima di versarla sulla nostra piramide di gnocchetti fritti. Dunque, per quanto riguarda la glassa al limone ci servono gli albumi che avevamo messo da parte, che li dobbiamo montare a neve, del succo di 3 limoni e circa 300 g di zucchero a velo. Cominciamo a montare a neve gli albumi, io per comodità li monterò con la frusta elettrica. Dunque, sempre a fuoco basso mettiamo lo zucchero a velo in un pentolino e quando comincia un po' a filare aggiungiamo il succo di limone e successivamente incorporiamo gli albumi montati a neve ferma. Ecco qui, una volta finite le glasse si fanno a montagnetta, appunto a forma di pigna, questi nostri gnocchetti di pasta fritto al forno. Ripeto, io con la farina senza glutine ho preferito farli al forno e successivamente si ricoprono di glassa, quella che preferite, o quella al cioccolato o quella al limone, oppure si può fare anche metà e metà. Una volta glassato tutto quanto non resta che aspettare che si raffreddi e la potete anche mettere in frigo e una volta fredda va servita. Se volete potete accompagnarla con un buon bicchiere di marsala. A presto!